TG Plus News edizione di Treviso, buonasera. In apertura del nostro notiziario la cronaca. Sono 65 gli interventi effettuati dalle squadre dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Treviso a seguito dell'ondata di maltempo e del forte vento che si è abbattuto sulla provincia nel tardo pomeriggio di ieri, 28 agosto. Castelfranco Veneto, Villorba e Treviso i comuni maggiormente coinvolti, ma si segnalano interventi anche in altre località a nord della Marca. Fortunatamente nessun ferito riscontrato nelle operazioni di soccorso. Le squadre hanno per lo più operato per la messa in sicurezza di alberi abbattuti e il taglio di rami e piante pericolanti. E a proposito di maltempo, il meteo regionale prevede che sabato mattina fino alle prime ore del pomeriggio il tempo sarà a tratti instabile con possibili rovesci sparsi e locali temporali. In successivo diradamento ed esaurimento, non sono esclusi locali fenomeni intensi. Domenica 31 tornerà il bel tempo senza precipitazioni. In considerazione di queste previsioni, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto ha dichiarato l'allerta gialla fase di attenzione per temporali su tutto il territorio regionale. Questa allerta sarà valida dalle 14 alla mezzanotte di oggi. La cronaca. Alle 23:30 di ieri 28 agosto i vigili del fuoco sono intervenuti sulla circonvallazione di Castelfranco Veneto per un incidente stradale. Due vetture coinvolte con a bordo rispettivamente quattro ragazze e un ragazzo. All'arrivo sul posto, la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Castelfranco Veneto ha provveduto a mettere in sicurezza lo scenario e le autovetture fortemente danneggiate a seguito dell'impatto. Una ragazza è stata presa in carico dal personale sanitario del SUEM 118 e trasportata all'ospedale per degli accertamenti, mentre le altre persone coinvolte dei due mezzi non hanno riportato fortunatamente ferite. Sul posto carabinieri di Castelfranco per i rilievi e 118 di Castelfranco. Cambiamo argomento, parliamo di economia. La CNA Mandamento di Treviso accoglie con favore la direttiva europea 2024-1799 sul diritto alla riparazione e invita il Parlamento italiano a trasformare il recepimento in un'occasione concreta per le famiglie, imprese e ambiente. Per rendere davvero effettivo il diritto alla riparazione, la CNA Mandamento di Treviso porta all'attenzione della politica tre misure semplici e a costo zero per lo Stato. Destinare parte dei fondi della responsabilità estesa del produttore a bonus e voucher per la riparazione, come già accade in Francia, garantire prezzi equi per i ricambi, obbligando i produttori a fornire pezzi, manuali e strumenti a condizioni trasparenti, con controlli e sanzioni contro chi ostacola la riparazione e applicare un'IVA ridotta sul lavoro artigiano, almeno in fase di avvio, per rendere la riparazione competitiva e stimolare la domanda. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per averci seguiti. Arrivederci.